Visite gratuite della durata di 10 minuti senza prenotazione. È la possibilità offerta dal Lions Club Santa Margherita Ligure Portofino venerdì e sabato mattina a Santa Margherita Ligure. Un ortottista sottoporrà cartelle con linee e a seconda delle risposte indirizzerà le persone che si presentano alla visita ad un eventuale approfondimento oculistico. Lo screening è fatto proprio a favore di tutte le persone, di tutta la popolazione, perché questa problematica molto spesso viene non presa in considerazione perché non conosciuta. Basta presentarsi nella mattinata del venerdì 27 e sabato 28 presso la Croce Verde di Santa Margherita in Corso Matteotti e automaticamente verrà effettuata lo screening. In contemporanea verranno raccolti occhiali usati che i volontari Lions invieranno al centro raccolta per poi essere reimmessi in circolo attraverso donazioni. Per noi è proprio una causa globale da sostenere. Non a caso dal 1925 i Lions vengono definiti Cavalieri dei Ciechi. Come Lions Club Santa Margherita Portofino abbiamo il service degli occhiali usati. Non vengono presi e ridati così come sono alle persone bisognose, vengono mandati nel nostro centro di Chivasso dove vengono sterilizzati, puliti, ricentrati e donati ai paesi del terzo mondo che ne avessero bisogno, ma ultimamente vengono donati anche alle persone bisognose in Italia. Lions Club si occupa anche di raccogliere fondi per altri progetti collegati al tema della vista. Ci occupiamo anche di formare cani guida per i non vedenti e raccogliamo fondi che poi mandiamo al centro di Nimbrate dove ogni cane guida viene addestrato e di concerto viene aiutato anche il futuro possessore del cane a collaborare.